conto, Serena. Fratellino mio, sei pronto per sentire una storia paurosissima? No, per niente. Oh, ma è questo il piano. Siamo qua stanotte perché tu affronterai la tua paura e io mi faccio 2 risate. È ufficiale, Serena. Sei la peggior sorella del mondo. Lo faccio per te. Se continui ad aver paura della tua ombra, i bulli della tua classe ti metteranno i piedi in testa per sempre. Dai, sentiamo questa storiella. Non è una storiella, è successo tutto per davvero. Questa è la storia di Francisco Picchia Senna. Era il 1970 e un ragazzo di nome Francesco veniva inseguito da una banda di ragazzi spietati che volevano farlo sparire per sempre. Sparire? Per sempre? Zitto, non interrompere! Francesco aveva cercato di salvarsi, bussando a tutte le porte, ma nessuno gli aveva aperto. Così si era rifugiato qui, in questa scuola. Aveva cercato di aprire una delle porte delle aule, ma il bidello le aveva chiuse tutte a chiave. Allora, che è successo? I ragazzi l'hanno trovato? Nessuno sa cosa sia realmente successo. Si sa solo che lo spirito di Francesco vaghi ancora per le strade, bussando alle porte in cerca di aiuto. Aiuto! Shh! Zitto! E se fosse il fantasma di Francisco Picchia Senna? Chi è? Per favore, fatemi entrare, mi state seguendo, mi voglio fermare. È lui, il fantasma di Francisco Picchia Senna. Per favore, apritemi, fatemi entrare. Chi ci dice che stai dicendo la verità? È vero, ve lo giuro, apritemi. E se stesse dicendo la verità, dobbiamo aiutarlo. Ma sei scemo? Ha bisogno di aiuto, non possiamo tirarci indietro. Aprite, per favore. Grazie, voi siete gli unici ad avermi aperto in tutti questi anni. Ma tu sei il fantasma di Francisco Picchia Senna? Lo ero, ora non più. Ora posso riposare davvero. Sai, ci ho pensato. A cosa? Forse non sei così fifone come credevo. E con i miei compagni cosa facciamo? Diciamo a mamma e papà. Una soluzione la troveremo. Serena, ti voglio bene. Anche io.